Ci troviamo quest'oggi a Silea, nella nuova sede di Confapi Treviso, per presentare il consiglio direttivo composto da ottimi imprenditori della provincia di Treviso che rappresentano vari settori merceologici, con i quali sicuramente realizzeremo un ottimo lavoro a tutela e come portavoce delle PMI trevigiane. Anche le istituzioni hanno risposto positivamente, augurandoci buon lavoro, e sicuramente attiveremo un positivo dialogo a favore delle nostre associate. Investiremo moltissimo in formazione del personale dipendente dei nostri imprenditori, perché riteniamo un elemento fondamentale. Le aziende hanno già risposto in maniera positiva, avremo già il 18 e il 24 giugno i primi percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e il 3 luglio un evento di caratura nazionale sulla logistica in partnership con l'Istituto Fraunhofer di Dortmund. Quindi importanti momenti che danno già testimonianza dell'operatività della nostra associazione e che sostanzialmente dimostrano che l'imprenditoria locale ha gradito la nostra proposta e ci segue in questo cammino.